Passiamo alla parola di Dio. Apriamo le nostre Bibbie in Prima Tessalonicesi, capitolo 4. Da 13 a 18. Prima Tessalonicesi 4, da 13 a 18. E dice così la parola di Dio. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù Cristo, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché vi diciamo, mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremmo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Che forte che è questo testo. Se voi sicuramente avete capito che noi parleremo del rapimento della Chiesa questa domenica. Chiudiamo i nostri occhi e preghiamo che il Signore possa parlarci. Signore Dio nostro, siamo nella Tua presenza già dall'apertura del culto. Tutto ha contribuito, Signore, perché noi potessimo ascoltare la Tua parola, i canti, Signore, questa allegria che c'è tra i fratelli, Signore, che è segno che il Tuo Spirito Santo è in mezzo a noi. Che Tu possa adesso, Signore, aiutarci a stare in silenzio davanti a Te, Signore. Quel silenzio dello Spirito Santo che parla attraverso di uno strumento, Signore, umile, semplice e limitato come è il predicatore. Signore, che Tu possa benedire la Tua Chiesa con pane fresco che viene dal cielo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Tra il 5 e il 10 giugno del 1967 c'è stato un evento in Israele. C'è stato un evento in Israele che gli storici hanno chiamato la guerra dei 6 giorni. Questa guerra è stata vinta da Israele esattamente in 6 giorni. Israele aveva un esercito di circa 100.000 soldati e ha vinto una coalizione di popoli musulmani di circa 1 milione di soldati. Era una guerra impossibile, ma chiaramente Israele l'ha vinta. Oggi come oggi, a 50 anni da quella guerra, noi abbiamo una nazione che è una delle nazioni più potenti del mondo, che è Israele, più ricca. Israele ha le migliori medicine, Israele ha la migliore tecnologia, Israele ha le migliori coltivazioni di tutto il mondo. Sapete che Israele era, quando gli ebrei sono arrivati nel 67, era praticamente un deserto di pietre. Oggi come oggi Israele, se voi lo guardate dal satellite, è completamente verde. Israele oggi vende fiori all'Olanda, perché loro hanno inventato un sistema di irrigazione unico al mondo, dove tutti vanno là per imparare, per capire come loro hanno fatto. Israele ha fatto risorgere una lingua antica di millenni, e questo dal punto di vista scientifico, sociale, è impossibile. Oggi se tu prendessi un vecchio profeta del Vecchio Testamento e lo mettessi in centro a Israele a leggere il giornale, praticamente capirebbe il 90% di quello che c'è scritto. E quindi è un popolo questo che è un popolo straordinario, extraordinario, ok? È un popolo fuori del comune. Perché?
perché Dio è nel controllo di questo popolo, perché Dio ha fatto delle promesse a questo popolo che non verranno mai dimenticate da Dio. E Dio ha detto che un giorno Lui riprenderà il suo rapporto personale con Israele e in quel tempo Israele si convertirà al vero Cristo. Oggi loro sapete che stanno aspettando ancora il Cristo, no? Pensano che Cristo, che è morto tanti anni fa, era un impostore. Ma il Signore manderà di nuovo un tempo in cui Israele aprirà i suoi occhi e finalmente riconoscerà che il Cristo che è morto era il Cristo che loro aspettavano. Perché vi sto dicendo tutto questo? Perché Israele è l'orologio di Dio. Israele è il tic-tac dell'eternità, no? Quando in Israele cominceranno a succedere queste cose, qualcosa di grosso veramente nel mondo spirituale sta per succedere. Voi sapete che gli israeliti hanno costituito una commissione che stanno preparando di nuovo i sacerdoti per entrare nel Tempio. Le pietre del Tempio che oggi non c'è perché c'è la moschea, vi ricordate che avete visto sicuramente diverse volte queste fotografie o filmati, esattamente dove c'era il Tempio di Salomone, oggi c'è la moschea di Omer, quella cupola d'oro, no, che ogni tanto vediamo in televisione. E lì gli israeliti, gli ebrei vogliono ricostruire il Tempio, il terzo Tempio, quello di Salomone, quello che è stato distrutto nel 70 d.C., no? E a distanza di 2000 anni, oggi i sacerdoti si stanno preparando, le arpe sono già costruite e tutti gli arredi del Tempio praticamente sono pronti perché loro aspettano di ricostruire il Tempio, di mettere tutto lì perché loro nel momento in cui faranno questo, la venuta del Signore è vicina, perché loro lo sanno che questo è il tempo in cui sta per ritornare o tornare il Signore, no? È interessante che ho visto una barzelletta tra un dialogo tra un pastore e un rabbino ebreo, no? E il rabbino ebreo, il pastore diceva al rabbino ebreo: ma tu sai che il Signore è già venuto? E l'altro diceva: guarda, io non so se è già venuto e dobbiamo aspettarlo la seconda volta, ma quando verrà noi gli chiederemo se è la prima o la seconda. Quindi gli ebrei stanno ancora aspettando il Messia, ma il Messia, gente, è già venuto. E quindi questi segni che Israele si sta ricomponendo il culto, sta ricomponendo la propria nazione, significa che il ritorno di Gesù è vicino. E una cosa che è interessante di sapere è che appena il Signore ritornerà, Lui farà un evento straordinario mondiale che riguarda il rapimento della Chiesa. La Chiesa sarà rapita interamente e istantaneamente in cielo per essere, come dice questo testo biblico, per essere per sempre con il Signore. Questo testo biblico comincia così, è molto interessante. Fratelli, vi preghiamo, come dice qua, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Allora ci sarà un momento in cui tutti quelli che sono morti in Cristo, dice questo testo biblico, risorgeranno. Allora, io non so se tu hai perso qualcuno, qualche parente, qualche genitore, qualche nonno che è stato credente, ma sai che nel momento in cui il Signore tornerà, la prima cosa che tu vedrai è il corpo di questo parente che tu hai avuto, che è morto, di nuovo risorto, girando per le città, no? Dove lui è morto, ma con un corpo completamente nuovo, con un sorriso nuovo, con un canto nuovo, con una speranza nuova, perché esattamente quando lui risorgerà è il momento che il Signore lo porterà in cielo insieme a lui. E nel momento in cui noi vedremo questo, succederà una cosa che è per tutti noi. Tutti i veri credenti passeranno da qui all'eternità direttamente, senza passare per la morte, a incontrare il Signore nell'aria. Allora, questo termine, a incontrare, è molto interessante nel greco, perché è la parola apatensis, vuol dire incontrare amichevolmente. Allora, io non so che immagine tu hai di Gesù, no? Non so che immagine tu hai di Dio. A volte noi quando pecchiamo, fratelli, la cosa interessante, e io chiedo ogni tanto, no? Come tu vedi il volto di Gesù quando tu preghi, no? Tu vedi il volto di Gesù teso,
duro, inflessibile, con la spada pronta a calare su di te quando tu fai un peccato? È questo che è come tu vedi il Signore? La parola di Dio dice che noi andremo a incontrare amichevolmente il Signore. Cosa tu farai? Cosa tu fai in genere con i tuoi amici? Io, la cosa che mi piace fare, non so a te, è mettersi a tavola e mangiare. No? E tu hai, torno a ripetere, mia moglie gli dà un po' fastidio, ma io lo dico sempre, mia moglie è di origine napoletana, questa volta l'ho detta giusto, ok? Di origine napoletana. E quando io sono entrato per la prima volta in casa sua, che mi sono dichiarato suo fidanzato, i napoletani sapete come fanno, no? Tutta la famiglia a tavola. Nonno, nonna, zio, zia, parenti lontani, cugini, nipoti, 25 persone, con 3 televisioni accese, tutti parlano ad un volume pazzesco e subito dopo che ho finito la cena, che è cominciata alle 2 di pomeriggio e è finita alle 9 di sera, ho detto io in casa tua non entro più, perché io sono un mantovano molto riservato, no? Con una famiglia, con 4 persone, tutti tranquilli. Ma voi vi immaginate la festa che noi faremo insieme al Signore nel cielo? E sapete che un ebreo, è interessante che un ebreo è un po', secondo me gli ebrei sono un po' napoletani, perché loro immaginano la vita eterna come una grande tavola dove tutti mangiano insieme. Gente, noi saremo insieme al Signore a pranzare insieme a Lui nell'eternità e noi conosceremo i grandi della fede. Avremo modo di parlare con Mosè, avremo modo di parlare con Abramo e di chiedergli a Abramo, ma come hai fatto a arrivare a 1 centimetro col pugnale dal petto di tuo figlio? Noi chiederemo a Noè, ma come hai fatto a costruire un'arca di 137 metri e come hai fatto a credere che Dio mandava il diluvio? Come hai fatto? Io lo voglio chiedere quando arrivo in cielo. Ma voi immaginate la comunione che noi avremo in quel momento lì, gli angeli che cantano intorno alla nostra tavola, altro che artisti come Isaura, scusa. Gli angeli che cantano intorno a noi mentre noi mangiamo. Gente, questo è quello che succederà perché noi incontreremo amichevolmente il Signore là nell'aria. E questo succederà fra poco, perché torno a ripetere, perché il tic e tac di Israele sta continuando ad andare avanti. Fratelli, là continuano a costruire case e strade che è incredibile, con una popolazione minima come c'è a Gerusalemme. Loro continuano a costruire perché? Perché nella mente profetica di un ebreo fra poco ci sarà un esodo ebraico in Israele, specialmente a Gerusalemme, perché tutto il popolo deve tornare là. E quindi fra poco, fratelli, noi vedremo che le nostre chiese istantaneamente faranno, mentre il pastore predica, e qua vi spavento un po', 50 andranno e 50 resteranno. Perché Gesù ha detto così nella parola di Dio. E se noi prendiamo letteralmente questo, ci saranno 10 vergini. Ma dice la parola di Dio che 5 andranno e 5 resteranno. 2 saranno nei campi, 1 sarà preso e un altro lasciato. Allora a volte io, fratelli, dico, ma Signore, tu vedi la tua Chiesa esattamente così com'è. Io tutte le volte che entro nella comunità vedo le facce di quelle che dicono, questi sono i miei fratelli. E io non sono lo Spirito Santo per capire chi è mio fratello e chi no. Ma c'è un testo biblico che mi sconvolge nella parola di Dio. Vi ricordate in Matteo capitolo 8, quando tutti i popoli saranno radunati davanti al trono di Dio? E Dio dice che Lui dividerà le pecore dai capri. E ci saranno alcuni che diranno, Signore, noi abbiamo predicato la tua parola. Signore, noi abbiamo fatto miracoli. Signore, noi abbiamo scacciato demoni nel tuo nome. E il Signore dirà in quel momento lì, io non ti ho mai conosciuto. Io non so se ti sconvolge o no, a me personalmente sconvolge. E dico, gente, ma persone che entravano nella Chiesa
persone che ascoltavano la parola di Dio, persone che predicavano la parola, addirittura dei predicatori. Signore, abbiamo predicato nel tuo nome. Persone che avevano ministeri di scacciare demoni con autorità, il Signore gli dirà: andate via da me perché io non vi ho mai conosciuti. Gente, il rapimento sarà questo. Tanti di noi, nelle nostre chiese che si chiamano evangeliche, resteranno qua sulla terra. Allora la prima domanda che ti voglio fare è questa: come sta il tuo rapporto personale col Signore? Come sta il tuo rapporto personale col Signore? Io sono credente perché la mia famiglia, mio papà e la mia mamma sono credenti. Io vengo perché mi piace il culto della Chiesa Battista di Treviso. Se tu pensi che la Chiesa Battista di Treviso ti porti in paradiso, stai andando sulla strada dell'inferno, con lo scivolo. Mi piace la predicazione del pastore Caio e del pastore Sandro. E quindi? Tu pensi che quando io o mia moglie o il pastore Caio sarà rapito, tu potrai agganciarti al piede del pastore per andare su? Guarda che serio questo. Essere credente non è leggere la parola di Dio. Essere credente non è pregare. Essere credente non è dare la decima. Essere credente non vuol dire partecipare ai culti. Essere credente non vuol dire chiamare fratello qualcun altro. Essere credente significa avere un rapporto personale col Signore. Io credo, fratelli, non so se scandalizzerò qualcuno stamattina, io credo che alcuni cattolici che hanno un rapporto personale con Gesù, quando ci sarà il rapimento andranno. E tanti di noi resteranno qui, perché noi siamo molto esperti nella parola di Dio, siamo dei tecnici della parola di Dio, sappiamo pregare e ci spendiamo per questo, ma ti dico una cosa bruttissima, che i farisei facevano molto meglio di noi. Loro regolavano la loro vita come un orologio tutti i giorni e pregavano e digiunavano e davano la decima di tutto e partecipavano tutti, addirittura insegnavano la parola di Dio. Ma il Signore Gesù, quando ha visto i farisei andare verso di Lui, ha detto: voi investigate le scritture per sapere se avete vita eterna, ma non volete venire a me per avere questa vita eterna. Gente, qual è il vostro rapporto personale col Signore oggi? Avete un rapporto personale col Signore da poter dire: Signore, io sono un tuo figlio, punto e basta. Io so che qualsiasi cosa succederà, io andrò in cielo con te quando il rapimento verrà. Ma se tu stai dicendo: Signore, non sono sicuro, oggi potrebbe essere il giorno in cui la tua vita potrebbe appartenere interamente a Cristo. Allora sì, nel momento in cui il Signore chiamerà, e dice qua la parola di Dio con una potente voce di arcangelo, come capo di tutti gli angeli del cielo, lui farà un grido che chiamerà, tutti alzeranno gli occhi e diranno: Signore, sto arrivando. Sarà quel momento in cui io voglio partecipare come un protagonista e non come uno spettatore. Ma io spero che anche tu possa aver voglia di essere protagonista. Tutti i veri credenti quindi passeranno da qui all'eternità direttamente, senza passare per la morte, a incontrare amichevolmente il Signore nell'aria. Punto numero 2. Tutta la Chiesa per la prima volta sarà unita in un'unica testimonianza, abbattendo tutte le barriere delle denominazioni, delle nazioni, degli statuti, dei regolamenti interni e personali. Non ci saranno credenti battisti, della Chiesa dei Fratelli, presbiteriani, pentecostali, assemblee di Dio. Non ci saranno più le denominazioni, perché pentecostali, assemblee di Dio, battisti, tu non salirai con un'etichetta. Tu non salirai con un'etichetta. Voi sapete quella barzelletta, no? Che un credente arriva in cielo, questo è bello, un credente arriva in cielo e
Pietro lo accoglie, no? E gli fa vedere tutte le stanze, no? Divise per denominazioni. già rido prima di raccontarvela. C'è una sala dove tutti sono in silenzio, no? Shh, silenzio, qua c'è la chiesa dei fratelli. Shh. Poi c'è la chiesa dove c'è una confusione, tutti che gridano, saltano, si rovesciano. Questa è la chiesa è la sala dei pentecostali, no? E poi comincia a sentire un'armonia. Questi sono i battisti. Tutti che cantano, tutti che... Gente, in cielo non sarà così. Provate a immaginare, nel momento in cui le nostre chiese si svuotano completamente, il mondo comincerà a dire, wow, c'era una sala qui, una sala là, ma tutti erano dei veri credenti. Sarà una testimonianza mondiale dei credenti. Sapete, c'è una statistica che se ciascuno dei credenti di questo mondo evangelizzasse diciamo così, che portasse alla salvezza una persona l'anno, nel giro di 4 anni il mondo sarebbe completamente guadagnato per Cristo, lo sapevate? E io dico, gente, ma dove sono gli altri? È che purtroppo noi evangelizziamo e portiamo alla salvezza una persona ogni 15 anni, 10 anni. Tremenda sta statistica, eh? Ma in quel momento lì non ci saranno denominazioni, in quel momento lì non ci saranno le porte delle chiese che diranno questo è il mio credo, questo è il mio statuto, questo è il mio regolamento interno. Lì saranno solo dei credenti veri e il mondo vedrà cosa Dio riesce a fare attraverso la sua Chiesa. Tutti i credenti nominali subiranno lo shock di rimanere qua sulla terra. Tutti i credenti nominali subiranno lo shock di rimanere qua sulla terra. È quello che dicevamo prima, no? Chi si fermerà qua è perché è solo un credente di aspetto nominale e non ha mai avuto un rapporto personale col Signore. Tutto il male, questa è una delle parti più importanti della predica di stamattina. Tutto il male, il più buio, si riverserà sull'umanità senza possibilità di essere frenato. Allora, ti voglio dare un incoraggiamento stamattina. Sai cos'è che fa da barriera, da argine, da diga al male? È la testimonianza della Chiesa. Io e te abbiamo un potere di fare delle cose straordinarie nel mondo spirituale quando io e te pieghiamo le ginocchia, quando io e te obbediamo il Signore, quando io e te apriamo la bocca per testimoniare del Signore, il male rimane lontano dalla società, no? E sapete cosa c'è stato in Francia, no? Tutti voi sapete. E subito anch'io, no? Dicevo, Signore, ma cosa sta succedendo? Il mondo ogni giorno peggiora, no? Ogni giorno la Bibbia comunque prevede questo. Ci saranno guerre, rumori di guerre, c'è scritto nella parola di Dio, Matteo capitolo 24 e 25. E ogni giorno di più la nostra società europea, il vecchio mondo, è sempre più in pericolo, ok? E dico, Signore, ma guarda, queste persone qua portano la loro religione, fanno dei disastri con noi. Poi il Signore ha cominciato a ministrare alcuni pensieri al mio cuore, no? E ho cominciato a fare delle ricerche su internet. Voi sapete che in Iraq ci sono 170.000 combattenti dell'ISIS, ma il dato più sconvolgente di tutti, sapete che ci sono tra di loro 17.000 giovani europei, ok? Europei che si arruolano nell'ISIS e vanno a combattere per i principi della Sharia, del popolo musulmano. E io dico, gente, ma stiamo dando la 10ª delle nostre anime europee a una cosa diabolica. E la domanda che mi è venuta di conseguenza è,
Dov'è la Chiesa? Dov'è la Chiesa? Perché è facile dire, li cacciamo tutti via, no? Fuori dai confini dell'Italia, fuori dai confini dell'Europa, tutti a casa, ok. Tu pensi di aver risolto il problema? Io credo che la Chiesa, fratelli, oggi come oggi, ha un impatto così piccolo nella società. E io dico, se questi 17.000 ragazzi giovani europei fossero stati raggiunti dal Vangelo, secondo voi la cosa sarebbe cambiata? E io dico, dove siamo noi? Dov'è la nostra testimonianza di credenti a queste persone? Ci sono gli arruolatori o le arruolatrici di questi ragazzi giovani, che per la maggior parte sono adolescenti, su internet, che adescano questi ragazzi e queste ragazze per essere dei kamikaze, ma vi rendete conto? Per farsi esplodere. Dei ragazzi che potrebbero avere un futuro, una speranza. La nostra società, fratelli, è una società che nonostante tutto sta bene, è benestante, ok? A parte un po' la crisi, ma non vedo nessuno malnutrito. Tu vedi qualcuno malnutrito qua? Il problema è che è profondamente spirituale il nostro malessere. Noi non sappiamo più come cristiani dare un impatto nella società di fuori. 17.000, avete provato a immaginare di mettere in fila 17.000 giovani che lasciano le loro case, la loro nazione, le loro città per andare a combattere in Iraq a fianco dell'ISIS? Avete provato a metterli 17.000 uno dietro l'altro? Sono tanti. Noi stiamo dando la decima spirituale al nemico, al diavolo. Perché? Perché non siamo più capaci di influenzare le nazioni con il cristianesimo. Gesù con 12 persone ha cambiato il mondo. Perché noi non riusciamo più a farlo? 12 persone hanno cambiato il mondo. Non erano teologi, non erano degli ingegneri, persone intelligenti, erano persone con un cuore predisposto a predicare il Vangelo. E io quando vedo la vita di Pietro, fratelli, Pietro è il mio eroe del Nuovo Testamento, no? Quando vedo la vita di Pietro, una persona di una semplicità unica che le sparava, oh Signore, io vengo con te fino alla morte, ne faccio... combatto un esercito, ma tu non andrai mai alla morte, mai andrai in croce. È stato il primo a rinnegarlo. Ma quando lui ha dato il suo cuore al Signore e si è convertito, gente ha predicato, il primo giorno dopo Pentecoste, 4.000 persone si sono convertite. Dico, ma perché noi non riusciamo più a fare queste cose? Allora sono qua per chiederti, come sta il tuo cuore per Cristo? Perché, fratelli, il male... Quando la Chiesa smette di essere una testimone, il male irrompe nella società. Questa è la mia analisi di quello che è successo in Francia. Tu puoi essere d'accordo o no, non sei obbligato. Ma io penso che dietro tutto questo c'è una battaglia spirituale tra Dio e Satana, che non si ferma mai. E l'unica cosa che Dio può fare, sapete che Dio può fare solo se io e te abbiamo fede. Ti ricordi quando Gesù è entrato in quella città e ha detto, e lì Gesù non poté fare molte opere potenti a causa della loro incredulità. Tu vuoi vedere Dio all'opera? Noi dobbiamo credere in quello che Lui può fare. E dobbiamo dare la nostra vita a disposizione sua, perché noi possiamo così influenzare quelli di fuori e non spedire questi 17.000 giovani all'inferno direttamente. Ma questo sta a noi, questo noi dobbiamo fare. Diamo le nostre vite al Signore. Sapete che è molto vicino il ritorno dell'Anticristo, perché anche l'Anticristo ha avuto una prima ondata nel Vecchio Testamento. Vi ricordate quando è stata costruita la Torre di Babele? C'era un re lì che ha preso in mano tutto, che si chiamava Nimrod, ok? Sapete cosa significa il nome Nimrod? Ribelle. Dio in quel tempo lì ha confuso le lingue. Ti ricordi questo testo biblico? Ha mandato tutti a casa, uno non ha più parlato con l'altro. Ma c'è un momento nella parola di Dio, Apocalisse 17:17. Se hai tempo oggi, vallo a leggere questo testo.
Dice che Dio ha messo nel cuore di un gruppo di potenti della terra di fare il suo disegno e di dare la sua autorità a una persona solo, che è la bestia, ossia l'anticristo qua sulla terra, un governo mondiale. Sai cosa farà questo anticristo? Metterà un marchio, che probabilmente è un microchip, sopra nella pelle delle persone. Già lo stanno facendo negli Stati Uniti, ve lo sapevate questo, no? Per una questione clinica, no? Medica. Già lo stanno facendo. Sta arrivando anche qua in Italia. Pare che fra 2 o 3 anni sia quasi obbligatorio fare. Qua nella vecchia Italia, ok? Questo è il marchio della bestia da cui tu non potrai più scappare. Ma solo chi rimarrà qua potrà fare. Dovrà fare per sopravvivere. Allora, in quel momento lì l'anticristo prenderà in mano le chiavi del mondo. Sai perché? Perché la Chiesa non è più capace, non sarà più capace di resistere alle seduzioni di quello che è la parola di Dio chiama l'anticristo. Questi sono i tempi, fratelli, che ci aspettano. Questi sono i tempi che sono vicini. Ci sono tanti segni che stanno veramente indicando che siamo vicini. Una piccola considerazione ancora. Chi è che sta guardando un po' le TV, le serie TV su Sky? Ok, c'è una serie molto famosa che si chiama Whispers. Chi è che la guarda? Nessuno? Sì? Ok? Non è l'unica, ce ne sono diverse. Stanno parlando sempre di rapimento alieno. Ok? Vero o no? Finale di stagione com'è stato? Rapimento di tutti i bambini della terra. Sapete una cosa? Il diavolo sa molto bene che il rapimento è vicino, quindi cosa sta facendo? Sta preparando la mentalità che quando i credenti saranno rapiti saranno gli alieni. È chiaro che è così, no? Una bugia diabolica un'altra volta nella storia. Fratelli, il mondo si sta preparando, Israele si sta preparando alla seconda venuta di Cristo, ma la domanda che ti voglio fare io stamattina, in base al testo biblico che abbiamo letto, sarà che la Chiesa si sta preparando al rapimento? Sarà che la Chiesa si sta preparando al rapimento? Sarà che io salirò con Cristo e che ho un rapporto personale forte con Lui? Io ti voglio invitare a guardare questo filmato che dura pochi secondi, è un videoclip. Più o meno succederà questo, ok? Più o meno succederà questo.